Grazie a voi per esserci. È un argomento un po' strano che è un po' a cavallo tra l'Oriente e anche il nostro risorgimento, come vedremo, insomma. Intanto due parole. Cosa sappiamo della Persia? In genere pochissimo. Usiamo le persiane, mangiamo le pesche, i perseghi, anche se non li colleghiamo più con... C'è anche nel reparto serramenti la questione orientale, che sono anche le saracinesche, che sono dai saraceni, poi ci sono le veneziane, che sono sicuramente di passaggio orientale, insomma c'è un reparto serramenti dotato nell'Oriente, però in realtà ci basta questo. Poi dopo me le sono andate a cercare perché sono curioso. Ci sono alcune parole persiane di cui noi ovviamente non vediamo il nesso. Bazar, che pensiamo sia turco, invece insomma viene da lì, carovana, gelsomino, scarlatto e spinaci, che non ci pensiamo. E poi quello più interessante è lo scacco, gli scacchi dello scacco matto, perché Shah Mat vuol dire il re è morto, e da lì viene la parola. Ma del persiano, detto questo, ecco, noi nonostante la Persia sia importante, lo vediamo anche in questo periodo, insomma, quanto conta come potenza regionale, e non solo, anche ultimamente è stata sdoganata, diciamo, un accordo, cosiddetto accordo del nucleare iraniano, e quindi è ritornata in gioco. Ma voglio dire, qui faccio vedere questa cartina, vedete che nel V secolo avanti Cristo l'impero persiano arrivava lì, lo vedete. E adesso in qualche modo la potenza persiana si spinge fino alla Siria, al Libano, ecco, insomma, con la questione sciita, di cui non parleremo peraltro. Ecco. Comunque diciamo che noi abbiamo questa memoria dei persiani con Serse, Salamina, Maratona, ma insomma ci fermiamo lì. L'Italia in particolare ha un legame con la Persia, perché un nostro imprenditore importante, Enrico Mattei, che poi fu ucciso probabilmente per questo, aveva sperimentato un accordo del tutto anomalo tra una azienda petrolifera e un paese produttore, che quindi privilegiava anche il paese produttore, dava un rilievo al paese produttore e non lo faceva sentire solo come un punto di sfruttamento, ma le cosiddette 7 sorelle allora insomma fecero di tutto per sabotarlo, e sabotarono anche il governo iraniano di allora. Però nella compagnia, ho controllato, la compagnia petrolifera statale iraniana ha ancora un grande ritratto fotografico di Mattei nella sua sede, cioè quello è stato un tentativo poco felice di cambiare il rapporto tra paesi che acquistano e paesi che producono il petrolio, e non ha avuto successo. Comunque anche questo è un elemento che ci lega alla... Ma noi dobbiamo parlare di un'altra cosa. Dobbiamo parlare di un episodio piuttosto piccolo nei rapporti tra Occidente e Persia, che riguarda in particolare noi italiani. I rapporti che prima il Regno di Sardegna, poi il Regno d'Italia, cercarono di creare con questo impero che, pur non essendo lontanissimo, allora era difficile raggiungerlo. Non c'era il canale di Suez, e quindi se si doveva andare in navigazione bisognava girare l'Africa, oppure riuscire ad avere il passaggio in Egitto, un passaggio carovaniero, altra nave sul Mar Rosso, insomma una cosa piuttosto complessa, anche se non era distantissimo, oppure riuscire a passare dal Mar Nero, dal Caucaso, insomma non era proprio semplice. Ora uno dice, ma che ragioni c'erano per avere dei rapporti con la Persia in epoca, chiamiamola così, risorgimentale? C'erano perché negli anni 50, alla fine, metà degli anni 50 dell'Ottocento, ci fu una gravissima epidemia dei bachi da seta, cosiddetta atrofia, sulla quale adesso non
non scendiamo, ma insomma che produsse danni gravissimi. E voi sapete che nel Piemonte c'era una grossa industria serica, e quindi il tentativo di avere un rapporto con uno dei paesi più grande importanza dal punto di vista della produzione della seta era vitale, insomma, in qualche modo. Quindi questo è il motivo scatenante. E quindi salvo un piccolo tentativo negli anni 30 dell'Ottocento, quando il console sardo, ecco, dirò sardo, Regno Sardegna, non piemontese, perché non è corretto, bisogna dire sardo e Regno di Sardegna. Il console sardo a Costantinopoli fu avvicinato da uno che poi si rivelò un truffatore che cercava di spacciare un accordo con la Persia, ma al di là di questo episodio folcloristico, in realtà i tentativi che vengono messi in atto per d'accordo con questo lontano impero furono patrocinati da Cavour, perché Cavour era contemporaneamente, oltre che Presidente del Consiglio, anche Ministro dell'Agricoltura del Regno di Sardegna, e lui era un proprietario terriero, aveva una industria di qualità, curava molto nella zona di Trino Vercellese, Leri, Trino Vercellese, ed era un produttore di riso. Quindi aveva cercato di spingere la diplomazia sarda a cercare un concambio anche economico, cioè cercava di avere dei campioni di semebacchi in modo da provare a ripartire con la produzione, e in cambio offriva una certa quantità di campioni si parla di campioni, insomma, di grandi quantità, anche, ma insomma campioni di riso di varie qualità, di riso piemontese, per ottenere un concambio. Il lavoro preparatorio produsse anche, lo vedete qui con questo libro, che è l'edizione del 65, ma deriva da uno tentativo di mettere in piedi anche delle basi storiche dei rapporti, con questo lavoro che è ancora valido, perché l'ho trovato citato ancora adesso, di Guglielmo Berchet, sui rapporti del principale Stato italiano che ha avuto rapporti con la Persia, cioè la Repubblica di Venezia. Questo qui, tanto per avere un'idea, esce a puntate sul bollettino consolare, poi italiano, perché nel frattempo nasce, quindi è un testo di lavoro anche per fornire, come facevano allora seriamente, anche dei supporti culturali ai rapporti diplomatici. Quindi insomma c'è questa volontà di lavorare, e Torino manda nel 1848 a Costantinopoli, nella legazione sarda, un diplomatico che si chiama Romualdo Tecco, il quale è stranissimamente un arabista, insomma uno che sa parlare l'arabo, il turco, e che è disponibile a imparare anche il persiano. Voi mi dite come mai, ma in realtà un centro europeo di studi persianistici, arabisti e turchisti esiste in Roma, perché lui era un orfano ed era stato mandato a studiare a Roma, questo Tecco, e ha imparato in questa scuola che esiste da quando l'ha fondata il cardinale Ferdinando de' Medici nel 1584, perché nel 1584 la propaganda fide decide di voler pubblicare la Bibbia, insomma i libri cristiani, in le seguenti lingue: greca, latina, ebraica, caldaica, siriaca, schiavona, armena, araba, persiana, copta ed etiopica. Questo è l'obiettivo. Quindi questi qui si danno da fare un sacco, e il Papa ha relazioni diplomatiche con la Persia. Questo perché la Persia è un alleato contro l'impero ottomano. Quindi l'impero ottomano sunnita, la Persia sciita, e chi può, anche l'ordine di San Giovanni prima di Rodi e poi di Malta, lavorano su questa duplicità, e quindi si crea. E quindi c'era un centro che a Roma era in grado di insegnare l'arabo, il turco, il persiano, cioè. Questo Romualdo Tecco è un linguista di grande vaglia, tanto al punto che
è l'iniziatore di tutte le collezioni orientali che ci sono nella biblioteca, ex biblioteca nazionale, insomma, sarda, che è a Torino, insomma, dove lui è riuscito a mandare tanti codici, tante cose, insomma, di gran pregio. Allora, grazie a questo signore e ai ministri degli esteri dell'epoca, per arrivare al 52 con Massimo d'Azeglio, si instaurano dei rapporti attraverso la legazione persiana a Costantinopoli, con difficoltà gravissime, ma non tanto da parte sarda, che ovviamente non aveva particolari problemi, ma per le tensioni che continuavano a esserci tra Impero Ottomano e Persia, al punto che l'inviato persiano con cui trattava Tecco a un certo punto crea un incidente diplomatico perché espone in Costantinopoli, sede del califfato, un vessillo sciita. Noi non riusciamo a capire queste cose, quindi insomma comunque avviene questo fatto perché come ritorsione del fatto che il collega ottomano a Teheran aveva esposto dei vessilli sciiti durante il mese di lutto del Muharram sciita, queste cose qua, e quindi si è creata un'interruzione, cioè in pratica il terreno di conversazione, cioè Costantinopoli, non era più adatto. Poi insomma questo inviato persiano, autore di questo incidente, muore pure, nel frattempo scoppia la guerra di Crimea e quindi è Tecco a entrare in conflitto col governo di Torino, perché lui è un uomo di risorgimento specchiato e non riesce ad accettare il fatto che invece lungimirante scelta di Cavour provocava l'intervento sardo in Crimea assieme ai turchi contro i russi, ma anche assieme agli austriaci. E l'ambasciatore, cioè il nostro inviato, l'inviato sardo a Costantinopoli non lo accetta, lui che è lì perché è a Costantinopoli che si stilano gli atti, lui fa capire con grandissima onestà intellettuale che lui non ci sta e Cavour lo richiama e lo manda a Madrid, dove tra parentesi comincia subito a studiare il basco. Questo qui era proprio uno che le lingue ci teneva. Quindi in pratica tutti questi fatti rallentano i rapporti con i persiani, i quali invece sono sempre più attenti a questa cosa. E l'inviato persiano a Costantinopoli, che si chiama Mirza Hossein Khan, devo dirvi che si chiamano più o meno tutti nello stesso modo, è interessato al punto che insiste anche con il successore di Tecco, che è invece, vediamo se sta, adesso arriviamo anche a questo, insiste con il successore di Tecco, che è il generale Giacomo Durando, che è un del risorgimento, che è stato mandato lì perché era un diplomatico, e si arriva molto vicini. Nel frattempo però cosa accade? Che nel 1956 i persiani, e poi arriviamo per questo a spiegare meglio la cosa, hanno invaso l'Afghanistan su istigazione russa, perché la Persia si trovava sottoposta a fortissime pressioni, essendo lo snodo tra l'impero zarista che si sta espandendo in maniera grandissima, soprattutto sul Caucaso e sulla zona centroasiatica, e l'impero britannico che diciamo che l'India voleva dire anche l'odierno Pakistan, per capirci, sta proprio al confine della Persia, e l'Afghanistan era un po' in mezzo. Quindi il problema è che i persiani cercavano di barcamenarsi tra russi e inglesi. In questo caso la bilancia andava a pesare nei confronti dei russi e avevano attaccato Herat in Afghanistan. Gli inglesi reagiscono pesantissimamente, mandano a bombardare i porti persiani sul Golfo Persico e intervengono via terra, al punto che a un certo momento a Costantinopoli l'ambasciatore straordinario che la Persia, questo tipo con l'aspetto non troppo raccomandabile, insomma, questo personaggio qui, che viene mandato dalla Persia in Europa per trattare in qualche modo diplomaticamente la cosa, perché i persiani insomma se la sono vista brutta, sigla con l'ambasciatore
britannico a Costantinopoli un primo accordo di pace, poi parte in Europa. Il tentativo dei persiani è quello di aprirsi nuove vie diplomatiche, cioè avere accordi con altri paesi, venire fuori da questa morsa tra russi e inglesi. Quindi a loro va bene anche il Regno di Sardegna, che allora era un po' una cosa piccolina in realtà, però di cui è stato riconosciuto moltissimo il valore militare grazie alla guerra di Crimea, e questa è anche l'abilità diplomatica di aver giocato un ruolo da grande potenza pur essendo una piccola potenza. Questo piace, e questo signore qui, Farrokh Khan, qui lo vedete in fotografia e rappresentato a disegno su un giornale inglese, perché si fa un giro nel 57 in Europa, viene anche a Torino, e nella legazione poi di Parigi persiana, di Parigi sigla con l'ambasciatore, con l'inviato sardo Pes di Villamarina a Parigi, un primo trattato tra Regno di Sardegna e la Persia. Ora tenete presente che questo signore ha nel giro di pochi mesi, per rompere l'assedio diplomatico che si trovava alla Persia, ha stipulato accordi con parte del Regno di Sardegna, con l'Austria, il Belgio, la Danimarca, diversi stati germanici, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Stati Uniti d'America. Cioè, questo ha sempre cercato di fare trattati di commercio e di amicizia con tutti, perché percepivano la necessità di non rimanere ingabbiati in questa morsa durissima tra russi e inglesi. I russi in particolare tentavano di impedire che nella sede di Teheran ci fossero altri ambasciatori se non quello inglese, russo, ottomano e francese. Cioè loro non volevano che ce ne fossero altri. Con questa operazione qua si cercava di rompere l'assedio e aprirsi altrove. Quindi l'interesse, insomma, di parte persiana di conoscere lo Stato sardo e intrecciare relazioni commerciali derivava da questa necessità di liberarsi della morsa anglo-russa. E il Regno di Sardegna aveva una caratteristica in più rispetto agli altri: non avanzava nessuna rivendicazione territoriale nei confronti della Persia. Quindi da un lato era interessante, d'altra parte era interessante anche per lo Stato sardo aprire, e lo fece con pochissima spesa, perché lo fece a Parigi, nella sede della propria legazione, non gli costava niente, però poteva allargare, poteva dire politicamente che la sua influenza era arrivata fino, e quindi a Cavour faceva gioco anche di mostrare come la politica orientale, come si diceva allora, della Sardegna arrivava fino a Teheran. Poi il governo di Torino fu impegnato in un'altra faccenda, cioè riunificare il paese, e quindi chiaramente qui vediamo, ecco, questa per dirvi è una cartina per vedere le aree di influenza. Insomma, ovviamente queste cartine sono sempre, trovano il tempo che trovano, ma per darvi un'idea. E in pratica si interrompe per un paio d'anni, si interrompono i rapporti, nel senso che i due paesi avevano convenuto che i rapporti diplomatici li avrebbero tenuti senza scambiarsi ambasciatori, ma servendosi della sede di Parigi o di Costantinopoli per tenere le loro relazioni. Quindi non era previsto, era previsto solo, e sarebbe stato possibile aprire dei consolati, ma non era previsto lo scambio di inviati straordinari. Nel 60 invece, proprio a Napoli, mentre il re è in visita, Vittorio Emanuele II è in visita, e lì c'è ancora Gaeta assediata, stiamo parlando del dicembre del 60, non è ancora chiusa la guerra meridionale, c'è una ripresa, cioè il re scrive una lettera personale allo Shah da Napoli, datata proprio a Napoli, e vuole riaprire i rapporti, cioè continuare i rapporti in sostanza. In realtà questa fiammata di nuovo tendeva a nascondere qualche cosa, tendeva a nascondere l'incarico che viene dato a questo diplomatico qui, che si chiama Marcello Cerruti, che è un genovese,
diplomatico di lungo corso, è anche molto addentro alla tecnica, diciamo così, adesso diremo dei servizi segreti, nel senso che era un grande organizzatore nell'area balcanica di sovversione anti-austriaca, era specializzato in questo, e diciamo che l'idea di una missione in Persia nasce per dare una copertura politica e di immagine a un tentativo di far scoppiare una rivolta anti-ungherese. Quindi viene preparata una operazione molto imponente. Pensate che vengono portati nel Mar Nero 50.000 fucili, cioè voi immaginate ci vogliono 5 navi per portare 50.000 fucili, le uniformi corrispondenti, non so quanti pezzi di artiglieria di campagna, un'operazione veramente molto imponente, però gestita poi malissimo, ma proprio in maniera terribile. E questo signore viene mandato a Costantinopoli, dove c'era pure un inviato diplomatico che era appunto il generale Durando, il quale viene tenuto all'oscuro dell'operazione, e lui viene mandato lì con l'incarico di di preparare la missione in Persia. In realtà la missione in Persia è una copertura, ormai lo sappiamo dalle fonti, insomma, che questa era un'operazione di copertura, ma intanto ai persiani arriva il messaggio che adesso qui non so, è difficile chiamarci Italia o Sardegna perché stiamo parlando di qualche mese di differenza, insomma l'Italia, diciamo Italia perché sta per nascere, ha intenzionato a mandare un'ambasceria. E qui ci sono una serie di equivoci, una serie di problemi che culminano poi con la morte di Cavour, che di nuovo manda tutto a catafascio, perché appunto Cavour muore nei primissimi giorni di giugno del 61 e lì non si sa più che cosa si sta facendo, insomma, ecco. Al punto che anche il suo successore Ricasoli non è nasce l'Italia, non è informato di questa cosa e va nel pallone, perché adesso qui io vi ho riportato un po' di frasi tratte da Ricasoli, il quale non è assolutamente d'accordo nel proseguire questa impresa, che tra l'altro gli sembra costosa, gli sembra inutile, insomma praticamente questo arriva al posto di Cavour e scopre di avere questa cosa che era segreta, ovviamente, no? Era segreta. Quindi da un lato fallisce l'operazione ungherese, perché i turchi fanno scoprire, insomma i turchi e gli inglesi soprattutto fanno scoprire questo traffico di armi con una serie di pasticci no, che non vi sto a dire, e nello stesso tempo la missione diplomatica in Persia è preparata, i persiani stanno già spendendo dei soldi per l'accoglienza, cioè si è creata una reazione che, sapete, gli apprendisti stregoni che mettono in piedi qualcosa e poi non la sanno più governare. Insomma, in più c'è anche questo, che l'Italia è appena nata e gli inglesi, che riconoscono subito il Regno d'Italia, fate conto, il Regno d'Italia è il 17 di marzo, il 30 di marzo gli inglesi riconoscono il Regno. Però pretendono una cosa, che l'Italia non faccia più sovversione internazionale, perché, attenzione, l'Italia è l'inventore del nazionalismo in Europa, cioè, l'abbiamo inventato noi, abbiamo inventato noi che si può invadere qualcuno e inglobarlo e decidere che siete tutti italiani, quindi tutti quanti lo volevano fare, i romeni, i serbi, noi con i serbi siamo arrivati fino al 1816 a coltivare il nazionalismo altrui, cioè bisogna tenere sempre presente che questa cosa è bellissima quando la cominci, ma poi anche qui come apprendisti stregone non la sai più controllare, quindi anche questo fenomeno qua, anche in questo caso vediamo questo grosso rischio. Insomma, il fatto sta che la morte di Cavour ferma tutto, Ricasoli che gli succede è molto incerto e sostanzialmente rinvia tutto, e nello stesso tempo anche il povero Cerruti che stava lì a Costantinopoli deve sapere: ma io che devo fare? Perché c'è già un diplomatico, io ero qui per fare la rivoluzione in Ungheria, cosa devo fare? Allora viene comunque ripresa in mano la partita ungherese, perché il re Vittorio Emanuele II era lui che governava il partito
della sovversione internazionale, attenzione, non era Garibaldi solo, c'era anche il re dietro queste cose, però il governo non ne vuole sentire, il governo vuole cercare di rimettere in piedi i conti, di fare gli accordi diplomatici giusti, mancava ancora il riconoscimento russo, il riconoscimento ottomano stesso mancava, perché avverrà in luglio poi. Insomma è un momento di grossa crisi. Fatto sta che Ricasoli resiste finché può, fino che nel marzo del 1862 deve dare le dimissioni. Gli succede l'onorevole Rattazzi, e al Ministero degli Esteri va Durando, quello che era il nostro rappresentante a Costantinopoli. Al posto di Durando Cerruti, quell'inviato un po' strano, diventa lui il rappresentante italiano a Costantinopoli, e gli danno almeno un senso a questa cosa, cioè c'è un giro che ripristina le posizioni. Nello stesso tempo però i persiani fanno sapere che loro sono pronti a ricevere la missione e che hanno già messo in moto, cioè praticamente gli italiani ricevono una specie di dépliant con tutti i passaggi che sono già stati previsti, chi li accoglierà alla frontiera, chi li scorterà, eccetera. In più c'è anche un momento di facilitazione, perché lo Shah si sposta verso l'Azerbaigian per ragioni militari, e quindi non ne sarebbe più necessario neppure andare a Teheran. Basta andare a Tabriz. Basterebbe insomma andare nel Caucaso, e quindi insomma, più o meno, insomma, e quindi sarebbe una cosa più semplice. Ovviamente anche Rattazzi in qualche modo si trova la patata sul tavolo, perché non è che queste cose venivano dette proprio a tutti, e quindi anche lui deve pensare. In più la roba va in Parlamento il 10 aprile alla Camera c'è un deputato che dice, che fa un'interrogazione sulla missione in Persia, che ormai è diventata, e dice il deputato che vuole rammentare al governo il dovere di chiedere la previa autorizzazione del Parlamento per l'occorrente spesa, non senza consigliare al Ministero di soprassedere per ora a tale spedizione. Al Senato lo stesso, al Senato si dice che appunto, che tra l'altro si accampano anche scuse sul fatto che, siccome la missione era prevista anche allargata al settore scientifico, bisognava coinvolgere il Consiglio Nazionale delle Ricerche, tutti organi che erano in via di formazione, per cui praticamente era come dire lasciate perdere. Rattazzi fa un bel intervento a un certo punto e dice che si era preso l'impegno da parte del governo che si sarebbe restituita allo Shah di Persia la visita, perché un ambasciatore era pur venuto a Torino, e nel modo stesso in cui quel principe aveva inviato a noi alcuni dei suoi rappresentanti, e dice: se fosse stato possibile evitare questa spesa o anche ritardarla, certo il Ministero l'avrebbe fatto, ma nelle contingenze presenti, in vista delle dichiarazioni che si sono fatte, per gli impegni che si furono presi, il Ministero ha creduto che fosse impossibile dilazionare più a lungo e che quindi tanto valeva mandarla senz'altro a compimento, cioè il via politico alla missione. Quindi questo, siamo all'11 aprile, il 13 aprile Cerruti a Costantinopoli riceve l'ordine di di partire, che sarebbe stato raggiunto dalla missione. Questa è una carta vecchia della Persia, e questa è la missione. Il telegramma del Ministero degli Esteri italiano dice che sono 14 componenti, in realtà sono 18, perché nel frattempo sono stati aggiunti alcuni aiutanti, insomma un medico in più, un nobiluomo di passaggio a cui non si nega mai, ecco, insomma, e quindi comunque sono di più. Quindi abbiamo una sezione diplomatica, una sezione molto nutrita di scienza e commercio, in cui ci sono linguisti, scienziati, docenti di materie scientifiche varie. C'è, la cosa più straordinaria, anche un fotografo e il suo aiutante, e questa è la prima missione diplomatica italiana che ha un corredo fotografico, che io non posso darvi oggi, però si trova anche, sulla una parte si trova anche liberamente in internet, insomma.
quella fotografia che avete visto nella copertina, diciamo, è una fotografia di allora, adesso comunque vedremo qualcosa. Poi c'è la sezione militare, perché questa era una missione che aveva anche scopi militari. E tanto per dirvi un punto, insomma, no? Nelle istruzioni che riceve Cerruti dal governo, dice: il governo italiano non ha forse in Persia un immediato scopo politico da propugnarsi. Noi non potremmo né rimanerci indifferenti alle buone disposizioni di quella corte verso di noi, né tralasciare di coltivarvi sentimenti e annodarvi relazioni che, avvenendo l'occasione, ci pongano in grado di pigliare utile parte a quelle combinazioni che si presentassero favorevoli agli interessi d'Italia. Cioè bisogna esserci, bisogna far vedere che si è presenti, però nel frattempo, come dire, le istruzioni sono anche di carattere militare, perché l'Italia voleva capire fino a che punto, per esempio, era ben collocata l'espansione russa, perché a quanto sembrava l'espansione russa aveva avuto un'ondata, eccetera, però non si era mai consolidata. Quindi loro volevano capire, e in questo in favore degli inglesi, se era possibile, no? Anche dati tipo militare. Allora dopo li vediamo, perché ci sono anche le fotografie di questi signori. Salgono su questo avviso militare a ruote, a vapore, che si chiama Icnusa, che li porta fino a Costantinopoli. A Costantinopoli la missione prende a bordo anche Cerruti, che era già lì, e con un vapore russo si recano a Trebisonda, anzi no, ancora con questa nave vanno a Trebisonda, poi con un vapore russo puntano verso l'area sotto i russi, che era, come si chiama? Sì, la zona georgiana, in sostanza, l'attuale zona che sarebbe l'attuale Georgia, e da lì poi avrebbero proseguito a piedi. Quindi le istruzioni, abbiamo detto, studiare accuratamente le relazioni della Persia con le grandi potenze straniere, segnatamente con la Russia, con l'Inghilterra, con la Francia, e ricercare quale grado di autorità e di influenza ne abbiano quelle potenze. Se e quali accordi per avventura esistessero o tendessero a formarsi tanto con la corte di Persia quanto tra qualcuna di esse potenze, e a quali eventualità questi accordi potessero accennare. Quindi loro non solo tentavano di fare un accordo sulla seta, che rimane sempre il problema principale, ma anche di farsi spazio, insomma, tra queste potenze principali che tradizionalmente controllavano le relazioni estere dello Shah. Con la missione viaggiarono 32 casse contenenti doni per lo Shah e la corte, soprattutto armi da fuoco di finissima lavorazione, appositamente commissionate a Parigi da un noto artefice francese. Dell'ordinazione dell'imballo in astucci ornati si occupò personalmente Costantino Nigra, che era il rappresentante italiano a Parigi. Al momento di partire abbiamo detto che serviva una nave russa per andare nei possedimenti russi del Caucaso. Non era ancora stata formalizzata il riconoscimento da parte del governo dello zar. Quindi bisognava, diciamo, mostrarsi molto, molto cortesi e, insomma, cercare la collaborazione delle autorità russe, che formalmente in quel momento non potevano riconoscere l'Italia come tale. Comunque Cerruti a Costantinopoli parla con il principe Alexander Lobanov-Rostovsky, che è l'ambasciatore dello zar presso il sultano, insomma, presso l'impero ottomano, e sigla un accordo de facto in cui, insomma, riesce a farsi autorizzare a ottenere dai consoli russi via via per strada l'apporto.
Ecco, quindi vanno a Trebisonda sempre con l'ICNUSA, arrivano il 9 maggio e poi a Trebisonda scoprono, dal console inglese Stevens, scoprono che lo Shah non è più nell'Azerbaigian ma è tornato a Teheran, e quindi la missione si allungava di 250 km in quelle condizioni, no? Senza strade, insomma, ecco. Quindi comunque insomma, ormai sono in ballo e ballano. E cominciano, vanno col battello russo, arrivano a Batum, poi Poti, Tiflis, che sarebbe Tbilisi, poi raggiungono Yerevan, Armenia, e entrano in territorio persiano il 16 giugno. Quindi partendo il 9 maggio da Trebisonda, arrivano il 16 giugno varcano il confine persiano, dove sono accolti da questo signore che viene subito fotografato dal nostro fotografo e insomma, vedete che, ecco, questo è un piccolo spunto, è una cosa che interessava molto il Ministero della Guerra di Torino, era l'addestramento delle truppe persiane, se non altro perché era fatto da ufficiali italiani. Diversi ufficiali italiani fuoriusciti dal risorgimento erano stati assunti dallo Shah e si erano sistemati lì, alcuni facevano anche da informatori del Ministero degli Esteri nostro, insomma, ecco, ma l'avevano, vedete anche l'uniforme, insomma è un uniforme tipo europeo, e quindi entrano in territorio persiano. E poi la prima autorità che li accoglie è il principe ereditario di Persia, il viceré di Tabriz in Azerbaigian, che è un ragazzino, come vedete, che è insomma il figlio dello Shah, che formalmente è il governatore dell'Azerbaigian. Questi sono i ministri del viceré, che è sul trono, che è sembrato una culla, ma insomma è così. E finché arrivano finalmente a Teheran. Qui vedete un altro libro, sia il libro che ho fatto vedere prima che questo sono liberamente scaricabili in internet integralmente, cioè ci sono proprio. Questo qui è molto interessante perché l'autore è uno dei componenti della missione, Filippo De Filippi, che è uno zoologo e che scrive questa lettera, questa nota abbastanza interessante, molto spiritosa. Invece quello che vedete a lato è la copertina in velluto dell'album fotografico, che attualmente ce ne sono 4, sono stati 4, questo qui è alla Marciana di Venezia e contiene una 60ina di foto di questo fotografo Montabone che ha seguito poi le altre, una è di proprietà della famiglia Cerruti, una è stata data al re d'Italia e una, per ragioni che non sto a dire, è stata data all'imperatore del Brasile per ragioni di antica rappresentanza diplomatica di Cerruti in quella località. Insomma, quindi ci sono queste, una a Torino, una a Venezia, una è nella famiglia Cerruti e una è a Brasilia, qualche biblioteca, insomma, che sta lì. Comunque, ecco, questo qui, ecco, e questa è la missione. Vedete che il posto non è che sia un granché bello, c'è una gran buca a destra, insomma, vabbè, è il tetto di paglia, insomma, comunque loro sono in ghingheri, perché vedete che quello in centro col cilindro è Cerruti, quello di cui abbiamo parlato prima, e loro sono eleganti come possono, i militari, vedete, hanno tutte le loro. Qui probabilmente siamo o prima o dopo l'udienza con lo Shah, non lo sappiamo esattamente. Purtroppo io ho provato a identificare i componenti, perché esiste una delle copie con in matita dietro scritti i nomi, ma non dice in che posizione sono, per cui non serve a nulla. Fatto sta che ovviamente i due in uniforme con le spalline sono i 2 militari che abbiamo detto prima, che abbiamo visto prima nell'elenco, poi uno che ho cercato di identificare, che è esattamente quello che sta più a sinistra in piedi, che guarda di qua, che dovrebbe essere il marchese Doria, a cui adesso è intitolato il Museo di Storia Naturale di Genova, insomma, ecco. Ce n'è anche un'altra con un'altra posa, e dove c'è anche il fotografo, eccolo qui, c'è anche uno che si è mosso a destra. Ecco, qui sono proprio tutti, perché sono 18.
più o meno sono nella stessa posizione, però si sono spostati, quindi questo non contribuisce ulteriormente comunque il fotografo è lì, chiaramente lui con la macchina fotografica, c'hanno anche un narghilè che evidentemente hanno apprezzato, insomma comunque questi sono i nostri. Allora loro incontrano lo Shah e vi dico 2 o 3 righe della relazione che scrive De Filippi, quello che ha fatto, e dice lo Shah Nasreddin è di animo buono e mite, vediamo se c'è qua lo Shah, no, vabbè, insomma questa è la piazza dei Cannoni di Teheran, dopo arriviamo anche allo Shah, è di animo buono e mite, inclinato alla giustizia, favorevole agli europei. Assai culto egli stesso nella sua nazionale letteratura, apprezza per istinto la scienza straniera e gli si manifesta per immediate utili applicazioni. Tanto è vero che lui, appena vede il fotografo, dice subito che vuole essere fotografato. E tra l'altro, non questo fotografo, ma un fotografo italiano residente che si chiamava Pesce di cognome, ha creato la fotografia persiana, di cui ci sono esemplari anche autoctoni già appunto in questa fase attorno a questi anni qui del 1860 già c'è una fotografia, esiste una fotografia persiana, cioè persiani che hanno imparato a usare questa tecnica, erano molto attenti a queste novità, insomma. Vediamo di arrivare a questo Shah. Questa è la piazza dei Cannoni di Teheran, questo è il palazzo imperiale con un lago davanti, insomma, questo è il trono dello Shah e questo è lo Shah con una foto ritoccata, poi colorata, eccetera. E in effetti dice De Filippi, dice prima nostra impressione fu lo stupore per l'abbagliante ricchezza del vestito dello Shah, questa è proprio la foto di quella. Indossava egli una tunica di velluto azzurro ricamata a grandi arabeschi di brillanti, e questo doveva brillare insomma in tutti i modi, insomma, ecco. E la cerimonia si conclude con la presentazione al sovrano di ciascun componente la missione. Allora, sempre De Filippi che dice il commendator Cerruti fece seguito alla presentazione dei componenti dell'ambasciata, declinando a ognuno i titoli, uffici, eccetera. Quando si venne al professor Lignana, qualificato come professore di lingue orientali, la parola filologia comparata sarebbe stata troppo impegnativa, quindi non l'erano detta, e lo Shah disse di lingua araba, pensava, ma non di questa sola, rispose il ministro Cerruti, insomma, ma anche di persiano. All'udir questo, lo Shah rivolse direttamente la parola al nostro collega, il quale rispose con franchezza in buona lingua persiana, riportando dall'augusto esaminatore un sorriso di approvazione. Quindi fanno anche la loro figura, insomma, questo qui che, insomma, per quanto è difficile, riusciva a parlare in persiano. Poi venne il turno del signor Montabone, il fotografo, per cui tenete presente che questo cioè, si è presentato a tutti, non solo agli ufficiali o ai diplomatici, ma anche al fotografo. E lo Shah, sentendo come fosse distinto fotografo, espresse il desiderio di vedere i suoi lavori, di farsi egli medesimo ritrarre, probabilmente seduta stante, e infine chiuse l'udienza esprimendo il suo interessamento per la nostra salute, eccetera, eccetera. La cosa poi curiosa è che ci fu un secondo passaggio con il ministro degli esteri, cioè la delegazione dopo il passaggio con lo Shah viene presentata al ministro degli esteri persiano, cerimonia che si rivelava un po' imbarazzante per gli italiani, ecco perché. Passati Poscia nuovamente sotto la tenda a ricevere i complimenti per l'alto favore di Sua Maestà Imperiale, il ministro degli esteri chiese a sua volta una particolare contezza dei membri dell'ambasciata. Egli aveva un qualche sentore degli avvenimenti per i quali si era fatto il Regno d'Italia, ma li interpretava alla persiana. Sapeva cioè che uno Stato piccolo ma forte, col quale la Persia era già stretta in patto d'amicizia, s'aveva un dopo l'altro uniti altri Stati e volle sapere anche quali di noi appartenevano allo Stato forte primitivo, quali invece ai paesi che egli pensava conquistati. Il commendator Cerruti soddisfece ingenuamente, insomma, immediatamente l'onesta curiosità, indicandoci uno per uno, quindi questi venivano da Napoli, insomma, venivano da tutte le parti.
Ma qui bisognava vedere il diverso contegno del ministro persiano, secondo che il presentato era, come diciamo noi, delle antiche province oppure delle nuove. Al primo rispondeva il buon uomo con un inchino in aria comparata ed ossequiosa, al secondo con ridere sgangherato e un dar con la mano tagli obliqui al vento, come sarebbe a dire: "Ai, te l'hanno fatta, ti sei lasciato prendere". Ecco, e quindi conclusione, le idee di una volontà nazionale, di una forza conquistatrice diversa da quella del cannone, della sciabola e della corda, non entreranno mai in un serrano persiano. Cioè, quindi ci fu anche questa curiosa, per cui ebbero un trattamento di mentre lo Shah aveva accolto tutti, insomma, in maniera molto signorile, questo ministro. Ecco, comunque questo è il ministro con cui bisogna trattare l'accordo. E quindi Cerruti si siede sul tavolo con questo e in pochi giorni fanno un accordo, sostanzialmente però un accordo deludente, perché sembrava quello del 57 in sostanza, cioè non erano andati lì per ripetere una cosa che potevano fare nell'allegazione di Parigi in sostanza. E insomma, finché attraverso i buoni uffici dell'ambasciatore francese Gobineau, che si presta a una mediazione, dopo qualche giorno vengono siglati degli articoli aggiuntivi dove si ottiene invece il diritto di importare i bachi da seme bachi in sostanza. Importare il seme bachi per 4 anni con una facilitazione doganale importante e il diritto di aprire un consolato italiano nella zona del Mar Caspio, dove ha quella sede la principale regione serica persiana. Ecco, quindi insomma il risultato diplomatico fu interessante, perché portarono a casa un accordo commerciale molto interessante. Vediamo qui se c'è anche questa è la guardia dello Shah, dignitari, eunuchi, altri dignitari. Ecco, si arriva poi molto rapidamente, perché qui eravamo a settembre del 62, a novembre c'è la ratifica italiana e il 28 dicembre, questo qui è proprio il decreto di Vittorio Emanuele II, c'è la ratifica dell'accordo definitivo. Dopo la firma però di un trattato commercialmente così promettente, i rapporti tra Italia e Persia, che si presentavano sotto i migliori auspici, o per mancanza di decisione da parte dei politici, ma anche della parte commerciale, agricola italiana, non venne compiuto in realtà alcun passo significativo per profittare degli ottimi risultati. Cioè praticamente questo era il trattamento commerciale che veniva riservato alla Francia e alla Gran Bretagna, insomma. Cioè, avevamo ottenuto un risultato commercialmente molto interessante per poter competere poi nel mercato serico, eccetera, però venne lasciato in sostanza cadere. E il grande sforzo organizzativo si risolse insomma poi in un nulla di fatto, senza che comunque gli scambi commerciali italo-persiani avessero chissà che sviluppo. E quindi diciamo che la cosa, aspetta perché qua avevo un'altra, non so, questa non è venuta, vabbè, c'era una foto ma evidentemente non è venuta bene. Lo Shah fece una visita in Italia nel 1873, una visita in Italia e anche in tutta Europa, questo Shah stesso qui. E pensate che nonostante lo Shah fosse venuto nel 1873, ancora non era stato aperto il primo consolato in Persia, e che venne aperto nel 1886, l'anno in cui fu inviato anche un incaricato d'affari. Solo una notizia, che il 1873 fu la prima volta che un sovrano persiano metteva piede in Europa dai tempi di Serse, quindi comunque era interessante questa cosa. Ecco, ma tutta questa vicenda che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che la missione alla fine fu organizzata quasi per forza, perché alla fine si erano trovati al punto che non potevano più dire, però la preparazione, che era stata anche buona,
non ebbe poi nessuna ricaduta all'interno, cioè non furono avviate quelle pratiche anche fiscali che davano l'impulso a aprire questo tipo di commerci, e quindi sembra quasi, e qui siamo all'inizio della nostra storia patria, sembra quasi un messaggio un po', cioè che le cose poi si fanno un po' abborracciate, si fanno all'ultimo momento e poi dopo, una volta che vanno magari anche bene, come era stato in questo caso, non si sfruttano adeguatamente. Ecco, quindi secondo me questo è un primo elemento che dovrebbe far veramente riflettere, ma siccome io mi occupo di questi anni qua in particolare, e ne vedo veramente tanti, questo era, se vogliamo, più esotico, il più curioso, insomma, ecco, dal punto di vista, però si vede e lo si capisce anche da questa notevole. Pensate che a Genova c'è una intera parete, credo, di insetti con tutto il loro francobollino con scritto Persia meridionale, Persia settentrionale, eccetera, che sono stati raccolti da Giacomo Doria, perché poi, finita la missione diplomatica, i militari sono andati a misurare montagne, i biologi sono andati a cercare campioni, i linguisti sono andati a cercare quelli che parlavano il dialetto più strano, e hanno portato a loro volta, e i militari hanno portato anche relazioni segretate con le posizioni dei russi, queste cose qua. Ma tutta sta roba è rimasta ed fa pensare, perché poi anche nella operazione verso il Giappone, che sarà di qui a qualche anno, quella del 66, ci sarà una spedizione anche in Giappone per realizzare il riconoscimento diplomatico tra Regno d'Italia e Impero giapponese. Anche lì sarà una cosa che sì, vabbè, si fa. Allora tanto valeva fare come faceva Cavour, prendeva il console britannico a Canton e Shanghai, come ha fatto negli anni 50, eccetera, e gli affidava gli dava la regia patente di rappresentare, e quella volta capitava un mercante sardo in quei posti, aveva la protezione consolare, poteva negoziare un affare sotto l'ombrello inglese, cioè, quindi se l'erano cavata anche prima in qualche modo. Questa volta che avevano messo in moto questa secondo me un po' di provincialismo subentrato alla tragica morte di Cavour. Questo paese, il nostro paese, inutile dire, non si fa la storia qui, se ha subito in modo gravissimo la perdita del principale uomo politico che a pochissimi mesi dalla nascita del regno. Cioè, voglio dire, probabilmente le cose, secondo me è facile dirlo, sarebbero andate diversamente se ci fosse stato ancora Cavour. Cioè, questo mi sento tranquillamente di affermarlo senza tema di essere smentito, perché purtroppo il subentro anche di persone onestissime come Ricasoli, al quale non si può porre nessuna, però certamente aveva una visione molto più ristretta. Pensate che Ricasoli ancora fino a qualche mese prima si occupava solo di Toscana, cioè il suo orizzonte era far funzionare bene la sua regione, che cosa bellissima e straordinaria, però che nel momento in cui vai a governare un paese che si trova improvvisamente, suo malgrado, così grande, importante e promettente, effettivamente gli mancava la capacità di creazione politica che invece aveva Cavour, e aveva sempre dimostrato Cavour, pur con tutti i suoi difetti, perché Cavour non era un santo neanche lui, ecco. Però questo fatto, e lo vediamo da questi piccoli episodi, se uno va a vedere la piccolezza del dibattito parlamentare su questa roba qui, si accorge che questi non avevano idea che bisognava esserci davvero in questa politica, perché c'erano tutti gli spazi. Cioè, pensate a quello che sono stati capaci di fare olandesi, belgi, anche loro non tanto grandi, si sono creati i loro spazi, ma avevano un disegno. Quindi effettivamente da questo punto di vista, secondo me, questa è una fotografia, la fotografia di un fallimento, non un fallimento, questo è minimo, però è emblematico purtroppo di un costume, di un malcostume che purtroppo ancora adesso ci vede segnare, forse come sarà un problema caratteriale, ma insomma non è un problema caratteriale, è un problema di chi guida, insomma, il paese, che deve avere respiro, insomma, ecco. Se avete qualche domanda sono qua, insomma.